È stato un momento di grande gioia e di festa quella che i residenti del centro accoglienza di Pian del Lago a Caltanissetta hanno riservato ieri al cardinale Don Franco Montenegro, che per la prima volta ha visitato il centro che racchiude al suo interno 3 strutture, il CIE, Centro Espulsione Migranti, il CARA, Centro Assistenza Richiedenti Asilo, e il CDA, Centri di Prima Accoglienza dei Migranti che arrivano in Sicilia, una delle strutture più complesse gestite dalla cooperativa Auxilium, che si occupa anche del CARA di Roma. Don Franco, massimo vertice di Migrantes, della Caritas, adesso anche facente parte del Sinodo dei Vescovi, oggi a Caltanissetta nell'ambito di questa iniziativa organizzata dalla cooperativa Auxilium, che dimostra comunque come l'accoglienza e l'integrazione siano possibili. Più che i miei commenti, credo che valgono i volti degli ospiti di questa struttura e loro stessi hanno espresso gioia e gratitudine, e la cosa che mi ha fatto molto piacere è sentire: questa è la nostra casa. Anche se il desiderio è che ognuno abbia una sua casa e una sua famiglia, possa dimenticare il passato che ha segnato il loro cuore e possono guardare avanti. Però se loro parlano così e hanno questa serenità, credo che questo è un insegnamento che vale per tutti. Noi di loro abbiamo paura e loro ci hanno detto grazie. Noi vorremmo che se ne andassero lontani e loro dicono che una casa in mezzo a noi, sono contenta di averla. Il problema, chissà, se è che loro non vengono più. Sarebbe bello se a casa loro trovassero tutto. Forse il problema è più nostro, che nella chiusura del cuore per egoismo non sappiamo più cogliere il positivo di ciò che avviene. Allegria, allegria, questo è il ritornello della canzone cantata dai tanti migranti di etnie diversi ospiti del centro, e le lampadine accese così hanno accolto Don Franco Montenegro, accompagnato per l'occasione dal prefetto di Caltanissetta Maria Teresa Cucinotta, dai vertici della questura di Caltanissetta, dal presidente dell'Alleanza delle Cooperative Rosario Altieri e dal presidente della cooperativa Auxilium che gestisce il centro. Il ruolo della prefettura nell'ambito di un sistema di accoglienza è fondamentale e difficile. Sicuramente tutti i prefetti in tutta Italia stanno dando, devo dire, prova di grande attivismo, di grande coordinamento, capacità di coordinamento, perché il fenomeno che si sta verificando quest'anno è veramente, va oltre ogni immaginazione, ogni oltre previsione, e purtroppo devo dire che sappiamo dagli ultimi dati che abbiamo che ancora non è completato, non è terminato. A conclusione di una importante iniziativa, oggi qui presso il centro di Caltanissetta la presenza del cardinale Montenegro, massimo esponente di Migrantes, della Caritas. Ciò testimonia anche il lavoro svolto, ha avuto grandi parole di apprezzamento per voi. Beh, oggi è stata per Auxilium e per tutti noi una giornata straordinaria, davvero un regalo inaspettato, forse meritato, ma veramente una carezza di Dio, perché le parole che ci ha detto, ma soprattutto la sua presenza, la gioia dei suoi occhi nel vedere la gioia dei ragazzi, delle manifestazioni, delle belle iniziative che avevano preparato i ragazzi, è stato i nostri ospiti, è stato veramente una cosa straordinaria, di cui voglio ringraziare davvero tutti, uno per uno, tutti gli operatori che operano qui nel centro.